buon pomeriggio a tutti. Come potrete intuire, il nostro grande progetto dedicato a Gianni Rodari nel centenario viene a concludersi. Abbiamo pensato di salutarvi con un video in cui interverranno le persone che hanno operato più attivamente nella costruzione di questo progetto e poi con la sorpresa di un saluto un po' sui generis effettuato mediante delle letture ovviamente rodariane. Io adesso vorrei ringraziare Oreste Sabadin che ha suonato per noi durante queste registrazioni, durante questi incontri, e naturalmente Luca Antonello che si è occupato di tutto quanto riguardava la trasmissione di questi eventi, nonché la realizzazione di questi video. Non mi resta da dire altro, io darò nell'ordine la parola a Eliazzardo della Scuola del Fare, dopodiché a Elisa Simionato e infine, dopo le letture, ci sarò nuovamente io per un saluto definitivo, ma diciamo un arrivederci. Eccoci qua, arriva anche il tempo di chiudere questo bel progetto insieme. Sono particolarmente contenta che la parte dedicata agli incontri di formazione sia stata apprezzata e seguita con continuità da tanti insegnanti, bibliotecari, genitori e nonni. Formazione che è un punto fermo del nostro DNA di associazione culturale La Scuola del Fare, che sostiene la scuola attiva, creativa e sveglia. Grazie allora per questa opportunità che la biblioteca e il polo bibliotecario hanno offerto a tutti noi, comunità educante, una comunità che si stringe attorno ai bambini e alla loro crescita, ancora di più oggi. E infine grazie a Gianni Rodari che abbiamo potuto riconoscere in questa occasione e che ci ha ricordato il valore del gioco per diventare grandi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, come saluto di chiusura, le biblioteche del Polo di Castelfranco Veneto hanno deciso di leggervi alcuni brani tratti dall'opera Codice Rodari, pubblicata nel 2020 da Einaudi Editore in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari. Il libro raccoglie una selezione di testi di Gianni Rodari, fatta da Melania Longo, e illustrazioni di Alessandro Sanna. Il libro si presenta come un insieme di parole, segni, linee, forme e colori diversi, con cui giocare per creare nuovi mondi fantastici. È una sorta di mappa per viaggiare tra i pensieri e le storie di Gianni Rodari. Il libro è pensato per i bambini ma anche per gli adulti e per tutti coloro che credono che l'immaginazione sia fondamentale nello sviluppo della personalità di ogni individuo. Io vi auguro buon ascolto e vi do appuntamento al prossimo anno. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Noi siamo Elisa, Giada e Adelaida della Biblioteca di Castelfranco Veneto e vi leggeremo L'accento, filastrocca tratta dall'opera Filastrocche in cielo e in terra, pubblicata nel 1960 da Einaudi, con illustrazioni originali di Bruno Munari. L'accento. Oh fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Oh fattorino, corri diritto, nell'espresso, cosa c'è scritto? C'è scritto: Mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo, perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, vatti a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia. Ciao, sono Cristina della Biblioteca di Resana e vi leggo Il cielo è di tutti di Gianni Rodari. La filastrocca è tratta dal libro degli errori,
pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1964 con le illustrazioni di Bruno Munari. Nelle sue edizioni successive il libro è stato illustrato anche da Francesco Altan, poi da Alessio Sabadini e infine Chiara Armellini. La singola filastrocca, invece, è stata pubblicata da M con le illustrazioni di Nicoletta Costa e musicata in un recente videoclip prodotto dalla RAI, diretto e disegnato da Francesco Filippini, con musiche e voci di Bungaro e Fiorella Mannoia. Il cielo è di tutti, di Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero tanto povero che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete e il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque in prosa o in versetti perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Buonasera a tutti, noi vi leggeremo Tante domande tratto da Favole al telefono di Gianni Rodari. C'era una volta un bambino che faceva tante domande e questo non è certamente un male, anzi è un bene, ma alle domande di quel bambino era difficile dare risposta. Per esempio, egli domandava: perché i cassetti hanno i tavoli? La gente lo guardava e magari rispondeva: I cassetti servono per metterci le posate. Lo so a che cosa servono i cassetti, ma non so perché i cassetti hanno i tavoli. La gente crollava il capo e tirava via. Un'altra volta lui domandava: perché le code hanno i pesci? Oppure: perché i baffi hanno i gatti? La gente crollava il capo e se ne andava per i fatti suoi. Il bambino, crescendo, non cessava mai di fare domande. Anche quando diventò un uomo, andava intorno a chiedere questo e quello. Siccome nessuno gli rispondeva, si ritirò in una casetta in cima a una montagna e tutto il tempo pensava a delle domande e le scriveva in un quaderno. Poi ci rifletteva per trovare la risposta, ma non la trovava. Per esempio scriveva: perché l'ombra ha un pino? Perché le nuvole non scrivono lettere? Perché i francobolli non bevono birra? A scrivere tante domande gli veniva il mal di testa, ma lui non ci badava. Gli venne anche la barba, ma lui non se la tagliò. Anzi, si domandava: perché la barba ha la faccia? Insomma, era un fenomeno. Quando morì, uno studioso fece delle indagini e scoprì che quel tale, fin da piccolo, si era abituato a mettere le calze a rovescio e non gli era mai riuscito una volta di infilarsele dalla parte giusta, e così non aveva mai potuto imparare a fare le domande giuste. Alessandra, Biblioteca di Postagno, legge Felicità, tratta da Vorrei sapere in che consiste la felicità e se si può essere felici tutta la vita, dal libro dei perché. Felicità. Forse la felicità sta nel fare le cose che possono arricchire la vita di tutti gli uomini, nell'essere in armonia con coloro che vogliono e fanno le cose giuste e necessarie. E allora la felicità non è semplice e facile come una canzonetta, è una lotta. Non si impara dai libri, ma dalla vita, e non tutti vi riescono. Quelli che non si stancano mai di cercare e di lottare e di fare vi riescono, e credo che possano essere felici per tutta la vita. Ciao a tutti, sono Valeria della Biblioteca di Castello di Godego. Il brano che vi leggerò è Fiabe, tratto da Immaginazione, Creatività, Scuola, da Grammatica della Fantasia, edito da Einaudi nel 1973.
Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico, insomma, all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché in apparenza non servono a niente, come la poesia e la musica, come il teatro o lo sport, se non diventano un affare. Servono all'uomo completo. Se una società basata sul mito della produttività e sulla realtà del profitto ha bisogno di uomini a metà, fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volontà, vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla. Per cambiarla occorrono uomini creativi che sappiano usare la loro immaginazione. Buon pomeriggio a tutti, Eleonora per la Biblioteca di Loria vi legge il brano Il giornale dei gatti, tratto dal libro per ragazzi Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicato per la prima volta nel 1960 dalla casa editrice Einaudi con illustrazioni originali di Bruno Munari. I gatti hanno un giornale con tutte le novità e sull'ultima pagina la piccola pubblicità. Cercasi casa comoda con poltrone fuori moda. Non si accettano bambini perché tirano la coda. Cerco vecchia signora, scopo compagnia, precisare referenze e conto in macelleria. Premiato cacciatore cerca impiego in granaio. Veterinario scapolo cerca ricco lattaio. I gatti senza casa, la domenica dopo pranzo, leggono questi avvisi più belli di un romanzo. Per un'oretta o due sognano ad occhi aperti. Poi vanno a prepararsi per i loro concerti. Salve, sono Francesco della Biblioteca di Vedelago. Il brano che vi leggo è Inventare, tratto dalla raccolta Favole al telefono, edita da Einaudi nel 1962. Rodari immagina che un immaginario ragionier Bianchi, rappresentante dei prodotti farmaceutici, ogni sera racconti favole straordinarie al telefono alla sua bambina. In particolare in questo raccontino emergono al tempo stesso il carattere convenzionale e il potere creativo del linguaggio. Inventare, ovvero brief, bruff, braff. Due bambini, nella pace del cortile, giocavano a inventare una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri. Briff braff, disse il primo. Braff broff, rispose il secondo, e scoppiarono a ridere. Su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon signore a leggere il giornale e affacciata alla finestra di rimpetto c'era una vecchia signora, né buona né cattiva. Come sono sciocchi quei bambini, disse la signora. Ma il buon signore non era d'accordo. Io non trovo. Non mi dirà che ha capito quello che hanno detto. Invece ho capito tutto. Il primo ha detto che bella giornata, il secondo ha risposto domani sarà ancora più bello. La signora arricciò il naso ma stette zitta, perché i bambini avevano ricominciato a parlare nella loro lingua. Maraschi, barabaschi, pipirimoschi, disse il primo. Bruff, rispose il secondo, e giù di nuovo a ridere tutti e due. Non mi dirà che ha capito anche adesso, esclamò indignata la vecchia signora. Invece ho capito tutto, rispose sorridendo il vecchio signore. Il primo ha detto come siamo contenti di essere al mondo e il secondo ha risposto il mondo è bellissimo. Ma è poi bello davvero, insisté la vecchia signora. Briff, bruff, braff, rispose il vecchio signore. Giocare con le cose serve a conoscerle meglio e non vedo l'utilità di porre limiti alla libertà del gioco, che sarebbe come negarne la funzione formativa e conoscitiva. La fantasia non è un lupo cattivo del quale si debba aver paura, o un reato
da tallonare in permanenza con un puntiglioso pattugliamento. Il gioco non è un semplice ricordo di impressioni vissute, ma una rielaborazione creatrice di quelle, un processo attraverso il quale il bambino combina tra loro i dati dell'esperienza per costruire una nuova realtà rispondente alle sue curiosità e ai suoi bisogni. Ciao a tutti, sono Alessandra della Biblioteca di Borso del Grappa. Oggi vi propongo la lettura del brano Parole, tratto da Grammatica della fantasia, il sasso nello stagno, edito da Einaudi e pubblicato nel 1973. Parole. Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni. Gaia, della Biblioteca di Riese Pio X, vi legge Pesci, brano tratto dall'opera Grammatica della fantasia, edita da Einaudi nel 1973. Pescatore che vai sul mare, quanti pesci puoi pescare? Posso pescarne una barca piena con un tonno e una balena, ma quel che io cerco nella rete, forse voi non lo sapete, cerco le scarpe del mio bambino che va scalzo, poverino. Proprio oggi ne ho viste un paio nella vetrina del calzolaio, ma ce ne vogliono di sardine per fare un paio di scarpine. Poi con 2 calamaretti gli faremo i legaccetti. Buon pomeriggio a tutti, sono Manuela della Biblioteca di San Zenone e oggi vi propongo la lettura del brano Utopia, tratto dalla Grammatica della fantasia, il bambino come protagonista, edito da Einaudi, pubblicato nel 1973. Utopia. Intanto, bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo e di fiducia per sfidare la vita. E poi non trascuriamo il valore educativo dell'utopia. Se non sperassimo, a dispetto di tutto, in un mondo migliore, chi ce lo farebbe fare di andare dal dentista? Se il Carletto reale ha paura del buio, il Carletto della fiaba non ne aveva nessuna. Faceva quello che nessuno aveva il coraggio di fare. Andava dove nessuno aveva il coraggio di andare. Per conoscersi, bisogna potersi immaginare. Non si tratta, dunque, di incoraggiare nel bambino vuote fantasticherie, ammesso e non concesso dallo psicanalista, che possano esistere fantasticherie assolutamente vuote, non indicative di un qualche contenuto, ma di dargli una mano perché possa immaginarsi e immaginare il proprio destino. Ciao a tutti, sono Chiara della Biblioteca di Castello di Godego. Vi leggerò Zero, tratto da Storia universale da Una favola al telefono, prima edizione del 1962 da Einaudi. Zero. In principio la terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un banchetto. Cascavi dal sonno?
non esisteva letto per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni, mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente, 0 via 0 e basta. C'erano solo gli uomini, con 2 braccia per lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti. È dunque giunto a conclusione questo nostro Rodari d'inverno. La rassegna ci ha lasciato veramente stupiti per la quantità di contatti che abbiamo avuto e per il numeroso pubblico che ha seguito questa iniziativa, benché con le modalità che purtroppo hanno impedito di trasformare questo seguito in una presenza reale qui in Biblioteca Ragazzi a Castelfranco Veneto. Io devo veramente e voglio ringraziare per l'impegno e per la passione impiegata in questo progetto, in primo luogo il personale della Biblioteca Comunale di Castelfranco, che ha coordinato con le altre 12 biblioteche del Polo di Castelfranco Veneto questa importante iniziativa dedicata a Gianni Rodari. Il tutto naturalmente non sarebbe stato possibile senza l'appoggio, l'aiuto e la collaborazione dell'Associazione Culturale La Scuola del Fare, da un lato, e del gruppo Leggere per Leggere, dall'altro. Quello che poi vorrei esprimere, insomma, è tutta la gratitudine per gli ospiti che hanno partecipato a questa rassegna, e dunque Pino Boero, Walter Fochesato, Grazia Gotti, Enrica Bucarella, Elia Azzardo, Livio Vianello, Roberto Pittarello. Tutti quanti hanno portato un grande contributo per aiutarci a capire meglio questo grande intellettuale che fu Gianni Rodari. Io non aggiungo altro, ringrazio ancora tutti quanti e spero che questa esperienza ci insegni, tra le altre cose, quanto potente possa essere l'operatività in rete di biblioteche diverse e delle biblioteche con le associazioni culturali del territorio. Grazie ancora e a presto.